promessa del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, entro gennaio in arrivo in città 120 nuovi agenti delle forze dell'ordine. Brugnaro al ministro, richieste precise. Mentre il ministro incontrava i politici del territorio in Canal Grande, gli attivisti al grido di mobilitazione a Roma al 14 in protesta in barca venivano fermati a Rialto dalle forze dell'ordine. Domani in Corte d'Assise a Venezia la sentenza Filippo Turetta per il femminicidio di Giulia Cecchettin. Domani diretta di Antenna 3 a partire dalle 9:25. A 49 anni è scomparso per SLA Jacopo Barbaro, una carriera da calciatore stroncata. Quando di anni ne aveva solo 24, originario di Burano, è stato compagno di Del Piero nelle giovanili del Padova. Dalle coperte solidarie al servizio d'accoglienza in Comune di Venezia ha preso il via il cosiddetto piano freddo in aiuto per i senza fissa dimora. A Forte Marghera, al padiglione 47, è stato inaugurato un nuovo rifugio per gatti ampliando le capacità dell'EMPA di Venezia. Si chiama Lagoon Nativity, 400 statue della Natività lungo i 3 chilometri della laguna veneziana da Cavallino Treporti a Cassavio. Si trova lungo la pista ciclabile a sbalzo più lunga d'Europa. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Questi i titoli di oggi, ma in primo piano come ogni lunedì il nostro sondaggio di questa sera che è dedicato ai social. Nei giorni scorsi l'Australia ha approvato la legge per vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni, da Facebook a TikTok, diventando il primo paese al mondo ad imporre un bando di questo genere ai giovanissimi. Allora vi chiediamo se anche in Italia sarebbe giusto un provvedimento del genere. Vietato i social ai minori di 16 anni, è giusto? È il quesito al quale vi chiediamo di rispondere con una chiamata ai numeri che vedete in sovraimpressione. L'esito del nostro sondaggio, come sempre, sarà reso noto nel corso di Ring in onda a partire dalle 21. Dunque in primo piano ora la visita del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Venezia. Ha incontrato il presidente Zaia, poi ha sottolineato la forte sinergia tra governo centrale e Veneto. Dopo il ministro ha partecipato al Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica in prefettura. Sentiamo. Allora, riunione molto proficua come sempre avviene da queste parti. Abbiamo fatto un'analisi della situazione che sicuramente è impegnativa, anche se per carità insomma, ci siamo compiaciuti del fatto che il sistema di sicurezza territoriale è tale che anche episodi molto gravi come quei 2 omicidi successi di recente fa sì che poi almeno in una fase successiva vengano gli autori quasi nell'immediatezza, insomma in poco tempo assicurati alla giustizia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul tema della sicurezza in città ha riconosciuto la complessità della situazione a Venezia, ma ha sottolineato l'efficacia delle risorse statali nel risolvere i recenti omicidi. Durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, Piantedosi ha discusso di piano per la sicurezza nella stazione di Mestre e di misure contro i borseggi. Ha sottolineato l'importanza del contributo delle forze armate nel progetto Strade Sicure, annunciando allo stesso tempo l'arrivo di 120 nuovi agenti delle forze dell'ordine tra dicembre e gennaio. Qui tra dicembre e gennaio ci sarà un'immissione di nuove risorse, circa 120 unità di personale tra le 3 forze di polizia destinate proprio all'area metropolitana di Venezia. Chiaramente è solo uno step legato al momento temporale di cui stiamo parlando, ma proseguiremo anche l'anno prossimo insomma, su questo sostegno a quelle che sono il turnover, il ringiovanimento degli organici un po' su tutto il territorio nazionale. Il ministro ha dichiarato che il modello delle K-Box per l'alloggio dei turisti è da superare. A noi interessa l'effettività dell'accesso, cioè non assecondare meccanismi che di fatto possono creare un'elusione della norma che prevede che chi accede a strutture alberghiere debba essere compiutamente identificato. Riguardo agli ultimi scontri con le forze di polizia durante lo sciopero a Torino, Piantedosi ha cercato di stemperare gli animi. L'esercizio del diritto di sciopero è una delle più nobili garanzie, insomma, diritti. Ed il sindaco Brugnaro ha espresso soddisfazione per l'incontro con il ministro. Ho chiesto delle cose specifiche in più, per cui il comando dei lagunari, come ho già detto più volte, e anche qui ci sarà l'interessamento del ministro presso il ministro Crosetto, ma penso insomma che Strade Sicure già oggi si è spostata verso i lagunari e sarà gestita proprio dal comandante dei lagunari, ma poi anche
ho chiesto qualche turno in più di servizio e ho chiesto più uomini di polizia, carabinieri, guardia di finanza. Mi sono stati accordati. Il sindaco Luigi Brugnaro ha espresso soddisfazione per l'incontro con il ministro degli interni Piantedosi, durante il quale sono state accolte le richieste per migliorare la sicurezza a Venezia, sia in laguna che in terraferma. La conferma della presenza dei militari del progetto Strade Sicure a supporto delle forze dell'ordine è stata particolarmente apprezzata, soprattutto dopo l'intervento decisivo dei lagunari nella recente rissa a Marghera, che è costata la vita ad un 41enne albanese, ma le richieste e le promesse non sono finite. Possiamo già dire che nel corso del 2025, già i primi mesi, arriveranno circa 150 uomini, insomma, ovviamente nel corso dei mesi del prossimo anno, per cui persone in più, una parte che vanno a sostituire il pensionamento, però sicuramente una parte abbondante, invece facendo i calcoli di quanti vanno in pensione, saranno in più rispetto alle forze dell'ordine, e questo darà una mano anche a poter fare qualche servizio specifico appunto in aggiunta. E mentre il ministro incontrava i politici in Canal Grande, la protesta degli attivisti dei centri sociali, vediamo. Forse non ho capito che questa città non ti vuole! Protesta in barca degli attivisti del collettivo Occupato Morion e della rete nazionale No DDL Sicurezza, tra i promotori, contro il ministro Piantedosi e la giunta Brugnaro. Questa città non vuole i personaggi a cui oggi stringi le mani per parlare di sicurezza, della vostra sicurezza! La manifestazione di protesta con striscioni, slogan e fumogeni lungo il Canal Grande, con gli attivisti tenuti a loro volta sotto controllo e successivamente bloccati a rialto da polizia e finanza che li seguivano a stretto giro a bordo delle rispettive imbarcazioni. Siamo qui a resistere per garantirci un futuro migliore, quel futuro che ogni giorno ci togliete dalle mani. Tra le rivendicazioni del dissenso, la richiesta di maggiori finanziamenti al welfare, la questione casa, con gli alloggi ERP a Venezia liberi e abbandonati perché non occupati da chi ne ha bisogno, il ventilato ritorno delle navi da crociera in laguna, così gli attivisti, con, non ultimo, il riferimento alla tragica morte dell'amico Giacomo Gobbato, il 26enne ucciso a coltellate a fine settembre scorso a Mestre, nel tentativo di difendere una donna da una rapina in Corso del Popolo. Il tutto al grido di no alla repressione e all'abbandono del territorio, tra le rivendicazioni e contro il DDL Sicurezza, avverso il quale la mobilitazione, promettono, continuerà da tutto il Veneto per ritrovarsi il prossimo 14 dicembre a Roma con partenze da Venezia. Domani la sentenza in Corte d'Assise a Venezia nel processo a carico di Filippo Turetta, omicida reo confesso di Giulia Cecchettin, udienza in diretta su Antenna 3 a partire dalle 9:25. La sentenza di primo grado è prevista per domani. Nell'udienza in Corte d'Assise che Antenna 3 seguirà in diretta dalle 9:25, Filippo Turetta, accusato dell'omicidio volontario dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, rischia l'ergastolo. Dal carcere di Montorio a Verona, dove è rinchiuso, il 23enne di Torreglia scrive lettere in cui racconta come siano montati la rabbia e il desiderio di annientamento di Giulia, tanto da studiarne il rapimento e ipotizzarne l'uccisione. Lui la minacciava di togliersi la vita se non fossero tornati insieme, un'arma di ricatto, il segnale dell'ossessione. Faccio fatica a scriverlo, si legge nelle lettere dal carcere dell'assassino reo confesso, perché adesso mi sembra ridicolo e brutto come pensiero, ma mi sembrava ingiusto che io avessi intenzione di suicidarmi e lei in questo non avrebbe vissuto e avuto alcuna conseguenza, quando secondo me erano le sue scelte ad avermi portato a quella situazione. È veramente difficile da ammettere, ma la verità è che avevo pensato che avrei potuto toglierle la vita. Lo ha detto in aula, lo ribadisce per iscritto, le scuse mi sembrano così minuscole rispetto al dolore che ho causato. Quello che ho fatto è veramente terribile e grave. Mi dispiace infinitamente per tutto quello che ho fatto. La procura ha chiesto l'ergastolo, la difesa ha cercato di smontare le aggravanti che comporterebbero la massima pena. Solo domani si vedrà se il pubblico ministero Andrea Petroni vorrà replicare, come pure le parti civili che rappresentano i familiari, e se il difensore Giovanni Caruso a quel punto prenderà nuovamente la parola. Fasi che la nostra emittente seguirà in diretta dalle 9:30. Giudici togati e popolari si ritroveranno infine in Camera di Consiglio per decidere e poi comunicare quale sia la pena che spetta a Filippo Turetta.
Lutto nel mondo del calcio. All'età di 49 anni è morto nella sua casa di Cavallino Tre Porti Jacopo Barbaro, una figura amatissima. Cresciuto nelle giovanili del Padova, era stato compagno di stanza e di squadra di Alex Del Piero, con cui ha condiviso il trionfo nazionale nel campionato giovanissimi del club bianco scudato nel 90. Originario di Burano, Jacopo Barbaro da 25 anni lottava con la SLA. Tifoso del Milan e del Venezia, aveva continuato a tenere i contatti con grandi calciatori. I funerali si terranno domani mattina alle 10 nella chiesa di Santa Maria Elisabetta al Cavallino. E torniamo a parlare ora dello stop alle trivellazioni in Adriatico da parte del TAR del Lazio, perché oltre alla soddisfazione dei ricorrenti, Regione Veneto e Parco del Delta per primi, ora si pensa già di usare questo pronunciamento per fermare anche dall'altra parte anche chi dall'altra parte del mare continua a trivellare. Una scelta di fondamentale importanza per la sicurezza del nostro territorio. C'è tutta la soddisfazione dell'assessore della Regione del Veneto, ma soprattutto del Polesano, in Cristiano Corazzari, per la sentenza del TAR del Lazio che ha annullato la valutazione di compatibilità ambientale dell'allora Ministero della Transizione Ecologica relativo ad un progetto di trivellazione al largo del Polesine nel 2017. Un caso che le nostre emittenti avevano sollevato per prime con dei reportage nei luoghi già oggi 7 metri sotto il livello del mare e a rischio subsidenza. Una battaglia che ha visto in prima fila la Regione e il Parco Delta Po. La Regione del Veneto si è posta subito con determinazione contro questi progetti estrattivi. Abbiamo anche promosso un referendum. Il Parco Delta del Po rappresenta una sentinella per quello che è l'equilibrio ambientale, da cui dipende anche la sicurezza idraulica del nostro territorio. Una sentenza che, pur dando un forte orientamento verso lo stop alle trivellazioni, non ne sancisce la cancellazione definitiva. Perché adesso questo è una testimonianza di un'espressione di un TAR, però io credo che l'asticella bisogna sempre tenerla alta, perché ci saranno altri tentativi di dire: caro Ministero, mi lasci fare trivellazioni in Alto Adriatico. Certo che questa sentenza apre una discussione a livelli anche molto alti. Certo, assolutamente. Adesso, come dicevo prima, questa questione qua non deve essere tenuta a casa nostra, quindi Delta del Po o Regione Veneto, ma deve essere portata al tavolo europeo, perché una questione così importante che salvaguarda territori così larghi, dobbiamo anche far capire ai nostri vicini di casa dall'altra parte dell'Adriatico, che si chiama Croazia, che anche loro devono avere un sistema comportamentale legato a quello che è la salvaguardia dell'ambiente, la salvaguardia del territorio, e visto che anche loro sono dentro insieme a noi a progetti europei dove in partecipazione allo stesso tavolo per quanto riguarda salvaguardia di biodiversità, se ci sono lì devono esserci anche nelle responsabilità. Noi non possiamo continuare con le nostre tasse mie, sue e di chi ci sta ascoltando per mettere i soldini da parte per costruire un altro Mose per Venezia i prossimi anni. Aiuti ai senza fissa dimora avviato a Venezia il piano freddo. A Venezia saranno 110 giorni di attività e accoglienza dei senza fissa dimora, con 35 posti letto a disposizione presso la Casa dell'Ospitalità di via Santa Maria dei Battuti a Mestre, che potranno diventare 45 nelle notti più critiche, con 18 operatori dedicati. Il cosiddetto piano freddo di Cafarsetti al via da inizio mese, insieme alla raccolta delle coperte solidali nell'ambito del progetto Taglia il tuo mantello, in collaborazione con Don Natalino, prete della parrocchia San Giuseppe di Mestre. Coperte che saranno distribuite in questi giorni freddi a tutte le persone in strada e a tutte le persone che appunto non vorranno seguire i servizi del comune nei dormitori durante la stagione invernale, persone a cui serviranno sicuramente generi di conforto e serviranno anche delle coperte. In terraferma tra Mestre e Marghera 10 punti di raccolta delle coperte solidali, iniziativa conclusasi domenica 24 novembre scorso, anche con il grande supporto degli studenti del liceo Stefanini di Mestre. Ci è stato proposto dai nostri professori questo progetto e subito non abbiamo esitato a farne parte, perché per noi è fondamentale appunto collaborare, dare una mano, e quando è possibile, anche in questi casi, anche se una coperta o qualsiasi cosa è fondamentale, perché sappiamo che può fare la differenza e questo è fondamentale, l'aiuto. Grazie ragazzi. E a Forte Marghera è stato inaugurato un nuovo rifugio per gatti, ampliando le capacità dell'ENPA.
Oggi è una bellissima giornata perché siamo riusciti a realizzare il secondo rifugio all'interno di questa splendida oasi felina. A Forte Marghera è stato inaugurato un nuovo rifugio per gatti, ampliando le capacità dell'Ente Nazionale Protezione Animali di Venezia. La nuova sede, situata al padiglione 47, affianca quella già esistente, offrendo maggiori opportunità di cura e assistenza per i felini. Siamo riusciti a realizzare questo spazio cucina dove prepariamo il cibo per la colonia che vive all'interno del Forte Marghera. Siamo riusciti a realizzare 2 stanze, una terza appena riusciremo economicamente a permettercela. Questo spazio innovativo ospita la stanza SOS dedicata ai gatti bisognosi di cure a causa delle difficoltà delle famiglie proprietarie. Famiglie che in situazioni definitive o transitorie non riescono a occuparsi dei loro pets, che a tutti gli effetti sono elementi della famiglia stessa, qui possono trovare un posto confortevole dove mani amorevoli si prendono cura di loro. Il rifugio fungerà anche da centro di sensibilizzazione ed educazione per promuovere l'adozione. All'interno di Forte Marghera, un luogo dove la città viene, le persone vengono, non solo gli adulti ma anche le famiglie e i bambini, e hanno l'opportunità di conoscere anche questa realtà. La cosa importante di questo posto, di questo luogo, è di non dare solo un luogo per i gatti abbandonati, ma per i gatti da adottare. Io lancio un appello per le adozioni perché ci sono dei gatti bellissimi che assolutamente meritano di trovare una casa, e ci dispiace che vengano acquistati. Non solo cuccioli, perché purtroppo vengono abbandonati per 1000 motivi, anche gatti adulti, perché muore l'anziano, per 1000 motivi, e quindi anche i gatti adulti dobbiamo dargli una possibilità di continuare la vita in una famiglia. Si chiama Lagoon Nativity, 400 statue della natività lungo i 3 chilometri della pista ciclabile tra Cavallino e Cassavio. È tra le natività quella decisamente tra le più suggestive ed originali, davvero da non perdere, specie per chi è amante della natura e della bicicletta, composta da ben 400 statuine posizionate lungo la laguna veneziana che si estende lungo i 3 chilometri delle Risacche Pordelio, da Cavallino a Cassavio. Si chiama Lagoon Nativity, nome inglese che significa appunto il presepe della laguna, quest'anno giunto alla sua seconda edizione. Un altro momento di comunità, un altro momento della nostra tradizione e un'altra occasione per poter passare dei momenti assieme in felicità. L'opera del comune di Cavallino Treporti, realizzata dall'artista locale Francesco Orazio, è ammirabile, dalla pista ciclabile a sbalzo più lunga d'Europa. L'idea mi è venuta una ventina di anni fa, avevo sempre avuto la passione del presepio a casa, lo facevo nella stalla, nei tronchi. Dopo mi è venuta la brillante idea di provare con l'acqua. Siccome è un paese d'acqua. Iniziativa del progetto comunale L'Arte del Presepe, ideato dalla sindaca Roberta Nesto per mettere in rete e valorizzare le natività realizzate da privati cittadini, associazioni e parrocchie. Idea che quest'anno conta ben 20 rappresentazioni sparse su tutto il territorio comunale. I festeggiamenti di questo Natale e di queste feste si concluderanno il 5 gennaio con i Bereloni in piazza Cavallino e a Treporti, e il 6 gennaio con la manifestazione del presepe vivente organizzata da Artiano Bodi. È tutto, grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla il meteo, arrivederci.